1000 in totale per ora, altri 200 pronti ad arrivare nei prossimi giorni. L'emergenza profughi continua in Veneto con la Lega Nord pronta a scendere in piazza. Giorno e ora sono top secret, ma la mobilitazione potrebbe interessare le caldi veneziane e i palazzi dove funzionari dello Stato saranno chiamati a decidere nelle prossime ore. Inutile cercare un confronto con le istituzioni di questo Stato, ha commentato l'onorevole Emanuele Prataviera, che snocciola i numeri di una convivenza ormai impossibile e fa capire di essere a fianco degli amministratori veneti e pronto ad agire. Da un lato sindaci con le mani legate, dall'altro le prefetture, la caccia di edifici scolastici dismessi ed ex caserme per l'ospitalità. Nei prossimi giorni saranno avviati i sopralluoghi di funzionari delle prefetture venete nei 5 siti individuati tra Padova, Venezia e Treviso come possibili hub, luoghi di prima ospitalità in caso di arrivi improvvisi, ex caserme dove potrebbero sorgere delle tendopoli. La tendopoli è sempre difficile da gestire e poi mancano gli spazi comuni, gli servizi igienici, le docce, l'opportunità insomma di una dignità ecco, da parte di queste persone, specialmente se poi abbiamo bambini oppure donne. Un'emergenza da gestire, non più da improvvisare, continua il direttore della Caritas di Venezia. Bisogna capire cosa vuol dire che il 31/12/2014 conclude l'emergenza, il 1° gennaio cosa succede e qual è il titolo che noi diamo a queste persone. Pronti a salire sulle barricate anche i cittadini, 772 le firme raccolte nel quartiere di Trivignano a Mestre che lunedì saranno consegnate al prefetto di Venezia e al commissario straordinario Zappalorto. Nelle ex scuole elementari chiuse da un anno arriveranno una trentina di persone, un posto inadatto in pieno centro a ridosso delle abitazioni, sostengono i residenti che invitano il prefetto di Venezia a rendersene conto di persona. Signor prefetto, venga qui, 5 minuti, si rende conto e vedrà che dopo senz'altro ci darà ragione.